Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, il professor Enrico Caterini, che è presidente del corso di laurea in giurisprudenza, l'altro giorno dall'Unical viene fuori la notizia di questo accordo. In sintesi è stato presentato come la laurea in due università, traduco è questo sostanzialmente, no? Due titoli, Sì. Due titoli, questo era, che è figlio di un accordo fatto con la facoltà, io lo chiamo ancora facoltà, non si chiama più, col corso di laurea, no? Giurisprudenza dell'Università della Calabria con altre università, la francese mi pare, no? In questo caso è la Università di Artois, nel nord della Francia. In che cosa consiste? Cioè, io mi laureo a Cosenza e poi finisco comincio un corso di studi all'Università della Calabria e poi concludo il mio ciclo universitario all'Università francese. Come funziona? Funziona così, intanto non riguarda tutti gli studenti, ma un numero selezionato ovviamente sulla base del merito e sulla base della conoscenza della lingua francese in questo caso. Poi questi studenti, che variano da un numero di 4 a 6 per ogni anno, trascorreranno un anno tra il quarto e il quinto in Francia, così come 4 o 6 studenti francesi trascorreranno un anno qui da noi. In questo anno seguiranno corsi di studi, quindi lezioni, sosterranno degli esami in lingua francese. Terminato questo anno ritorneranno ciascuno nella sede di provenienza, ciascuno studente nella sede di provenienza, e completerà il corso di studi con gli ultimi esami, se restano da completare esami, più la tesi di laurea in doppia lingua con un doppio relatore, e in quel caso il titolo di diploma di laurea in giurisprudenza sarà italo-francese, quindi consentirà la spendibilità e la validità giuridica di questo titolo sia in Italia che in Francia. Allora, io che per esempio mi iscrivo e frequento il corso di studi all'Università della Calabria e poi il quarto e quinto anno mi trasferisco in quest'altra sede, sì. In Francia, diciamo, in Francia. Perché questo è l'accordo, posso decidere di laurearmi in Francia? No, o devo tornare sempre? No, sì, comunque lavorerà in Calabria, qui all'Università della Calabria, ma con una tesi concordata, così va la reciprocità per lo studente francese, una tesi concordata tra 2 relatori, uno francese e uno italiano. Il titolo della tesi e l'elaborato di tesi sarà in doppia lingua e ovviamente riguarderà i 2 ordinamenti, e quel titolo, la discussione di quella tesi di laurea farà conseguire un titolo di diploma in giurisprudenza italo-francese, quindi valido nei 2 paesi. Quindi nel curriculum io ci metto laureato all'Università della Calabria e contestualmente all'Università Sì, c'è una denominazione precisa che si sintetizza in questa giurisprudenza italo-francese, insomma, Ma titolo valido nei 2 paesi. Ma perché avete scelto di fare questo percorso? Per ampliare l'offerta formativa? Ma questa è la prima convenzione che abbiamo definito e firmato l'altro ieri. Ne abbiamo in essere una seconda con gli Stati Uniti, con una università degli Stati Uniti, la Delaware, perché vogliamo orientare gli studi giuridici su percorsi internazionali. Percorsi internazionali significa una conoscenza migliore, più approfondita di ordinamenti di altri paesi, sia dell'Unione Europea, come è il caso della Francia, e sia di altri continenti, di altri paesi, come è il caso degli Stati Uniti. Questo dà non solo un'apertura culturale totalmente diversa ad uno studente che si laurea in giurisprudenza, oltre che dà anche delle opportunità, delle chance occupazionali, di esperienza all'estero, che possono anche non terminare nell'esperienza universitaria, ma andare anche oltre. Ma faccia capire, chi oggi sceglie di studiare giurisprudenza sa benissimo che il mercato è saturo da questo punto di vista, no? Allora l'università in qualche modo deve ampliare l'offerta formativa per essere attrattiva, no?
perché Esatto. poi di questo si tratta. Esattamente. Bisogna individuare percorsi nuovi. Esattamente. E questo è uno dei percorsi che avete individuato, quindi francese, Noi poi dobbiamo americano. scongiurare l'idea che chi studia giurisprudenza debba necessariamente Fare fare l'avvocato. l'avvocato e soprattutto debba farlo in Calabria o in Italia. Ci sono tantissimi modi di fare l'avvocato in una dimensione moderna e internazionale che danno spazi decisamente più appaganti, soprattutto per i giovani bravi, che non devono essere costretti a seguire l'iter della pratica forense, poi dell'iscrizione in una realtà come la nostra, dove il numero di avvocati è assolutamente esorbitante, è assolutamente esorbitante. Quindi il corso di giurisprudenza deve al suo interno differenziarsi, avere un'offerta differenziata che consente diversi sbocchi di lavoro e quindi anche diversi percorsi formativi. Quindi deve guardare a quella che è ormai una dimensione europea, no? Sì, quantomeno almeno europea. almeno europea, per avere possibilità di allargare il campo d'azione e avere più chance. Certamente, è indispensabile questo. Ma questo è indispensabile per noi, ma in realtà è una esigenza che si avverte in tutti i corsi di giurisprudenza. Dappertutto ormai si avverte questa esigenza di ampliare i percorsi formativi in una dimensione transnazionale e sovranazionale, in modo da consentire una formazione che apra opportunità lavorative in una dimensione sovranazionale, che non significa necessariamente lavorare all'estero, ma significa soprattutto lavorare con l'estero, che è una cosa un po' diversa. Cioè formare un giurista che abbia competenze sui commerci internazionali e quindi su tutta la contrattualistica di tipo internazionale è oggi un'esigenza che non si avverte soltanto nei grossi centri dell'economia mondiale, ma si avverte anche nelle periferie. Anche la piccola e media impresa ha bisogno di una dimensione sovranazionale, quindi ha bisogno di consulenti che abbiano quel tipo di competenza. Ma l'Università della Calabria da questo punto di vista è pronta alla sfida, si è attrezzata? Noi ci stiamo proponendo in questa direzione, abbiamo avviato diverse attività che vanno in questa direzione. Oltre queste convenzioni che stiamo siglando, questa che abbiamo appena firmato e l'altra che stiamo preparando, per esempio abbiamo in progetto un dottorato internazionale. Il dottorato è un percorso di studi post laurea triennale che specializza, e noi vogliamo che questa specializzazione si faccia in una dimensione transnazionale che nel caso del dottorato abbia come focus il Mediterraneo, quindi le relazioni del Mediterraneo e dei paesi che affacciano sul Mediterraneo. Anche lì c'è un campo di azione importante dal punto di vista professionale. Cito un solo caso per tutti, il fenomeno migratorio. Il fenomeno migratorio va visto anche come fonte di lavoro per chi ha competenze giuridiche. Assolutamente sì. Però spesso c'è un deficit formativo su questo ambito specifico che ormai è diventato molto settoriale e richiede una particolare specializzazione. Allora un dottorato internazionale sulle relazioni del Mediterraneo può essere una ulteriore occasione offerta ad un giovane di altissimo livello professionale, perché qui stiamo parlando di non più soltanto di un laureato in giurisprudenza, ma di un laureato che fa un percorso post-universitario triennale, acquisisce un titolo di dottorato che ha una specifica caratura sulla dimensione transnazionale, sulle relazioni del Mediterraneo. Diciamo, il campo di intervento è già ben delineato. Il campo è ampio e allo stesso tempo ben delineato. Quindi non si butta, come si dice, senza paracadute nel mondo del lavoro, perché sa esattamente qual è l'ambito entro il quale... In questa stessa direzione va anche la scuola di specializzazione per le professioni legali che stiamo per approvare. Anche lì, sebbene questa scuola sia pensata sulle professioni tradizionali, l'avvocatura, il notariato e la magistratura, però anche lì si può dare una particolare inclinazione formativa che guardi a questo tipo di attività sia nel notariato sia nell'avvocatura. Ma questo è già
un bel passo in avanti, perché solitamente per fare la scuola che prepara il concorso di magistratura bisognava spostarsi dalla Calabria, non c'erano questi tipi di... No, non c'era, anche se un'offerta simile c'è pure a Catanzaro, all'Università di Catanzaro, all'Università di Reggio, noi non l'avevamo, la stiamo per approvare. C'è la famosa scuola Galli, per intenderci, no? Sì, ma la scuola Galli è una scuola privata. Sì, però... Che forma in maniera più che dignitosa, con risultati... So che è privata, sì. Cioè, però lo studente che non ha una possibilità certo, è costretto ad andare fuori. Di esborso di denaro notevole, perché seguire una scuola di questo tipo costa, anche essendo privata costa molto, però anche il pubblico apra in questa direzione, formi anche in questa direzione, beh, io lo ritengo un bel passo in avanti. Ma anche noi, infatti noi abbiamo investito molto sulla scuola di specializzazione, intanto perché c'è molta domanda, ci sono molti giovani che si laureano da noi e che poi fanno questi viaggi a Napoli e a Roma per la formazione in queste scuole, prevalentemente in queste scuole private, che sono scuole tutte di buon livello, ma noi possiamo fare altrettanto con una scuola all'interno dell'università che sia orientata sui 2 anni formativi, tanto sul fronte dell'avvocatura magistratura, tanto sul fronte del notariato. Senta, professore, avrà letto i numeri che sono venuti fuori dalla Svimez, no? In base a questa istantanea scattata in tutto il paese c'è una parte dedicata al rapporto studenti-università. E beh, gli studenti del sud del paese scelgono le università del centro-nord. È un fenomeno purtroppo che fa registrare un crescendo preoccupante. Perché secondo lei si verifica questo? Perché non si ha la capacità, la forza evidentemente di rappresentare, di narrare il valore delle università meridionali? Non lo so, che cosa è? Ma questo è un fenomeno antico, per la verità. È un fenomeno che c'è sempre stato, anzi forse in questi ultimi anni è un po' in diminuzione. La spiegazione secondo me non è semplice, ma una delle possibili spiegazioni sta nel fatto che le università meridionali sono tendenzialmente vocate a dare una chance a quelle categorie sociali che non trovano la possibilità di impiegarsi nelle università o di frequentare le università dei centri più importanti d'Italia, e quindi quelle frequenze che comportano un dispendio familiare maggiore. Quindi per certi versi le nostre università ancora mantengono questa tendenza a proteggere le classi meno abbienti, e credo che questo non sia un fatto negativo. Io mi ritrovo spessissimo in aula ragazzi che visibilmente non provengono da condizioni familiari e sociali agiate e che però hanno un'intelligenza vivace capace di competere con qualsiasi altro loro collega. Quindi il nostro compito è proprio quello di valorizzare queste intelligenze e di portarle. Ma quanto conta il brand, per esempio? Ma il brand conta moltissimo, il brand dell'università conta moltissimo, ma conta moltissimo anche la posizione geografica. E anche la collocazione di un'università conta molto, anche nella dimensione internazionale conta molto. Anche se devo dire, noi da questo punto di vista siamo abbastanza attrattivi, noi abbiamo molti studenti che provengono da diverse parti del mondo e che svolgono i loro corsi di studio con molto profitto e molta motivazione da noi nella nostra università. Diverse parti del mondo, e non escludo anche molte provenienze africane. C'è un mondo africano di giovani studenti molto, molto presente e molto motivato, che sicuramente si farà strada come classe dirigente nei loro paesi, e questo legame costruito e nato nella nostra università certamente avrà dei futuri costruttivi per quei paesi. Quindi in questo mondo bisogna anche dare il tempo a che certi processi si sviluppino e trovino il tempo di maturare. Non è una cosa che può avvenire dall'oggi al domani. Senta, professore, riavvolgiamo il nastro, andiamo alle
prime battute di questa intervista. Torniamo su questo rapporto tra le università. Ecco, come vengono scelti gli studenti che poi andranno a seguire questi corsi all'università francese? Sulla base di che cosa viene stilata la graduatoria? Ma la graduatoria verrà stilata certamente sulla base del merito dimostrato nel corso di studi, perché stiamo parlando già di studenti iscritti al quarto anno. Cosa significa? Studenti che hanno un hanno un curriculum di tutto rispetto. E poi anche studenti che abbiano il B2 come certificazione della lingua, perché andare in un altro paese significa avere una buona conoscenza della lingua. Il reddito conta? Il reddito non conta, perché noi abbiamo fatto questa convenzione proprio allo scopo di assicurare quel minimo vitale indispensabile agli studenti nello scambio. Quindi vitto e alloggio sì, è a carico dell'università. Questo ce lo diamo a scambio alle università, noi ospitiamo i francesi ospiteranno i nostri. Quindi da questo punto di vista non c'è un aggravamento della posizione. Quello che invece noi richiediamo è che si abbia a che fare con studenti che abbiano una buona motivazione in quel tipo e quindi una buona attitudine a quel tipo di studio e ovviamente una conoscenza della lingua che faciliti molto l'apprendimento, i corsi che si andranno a seguire, gli esami che bisognerà sostenere. È evidente che la cattiva conoscenza della lingua costituisce un impedimento. I primi 4 quando partiranno? I primi 4 noi li dobbiamo selezionare nel mese di settembre e potranno partire dal secondo semestre del 2019, quindi diciamo da gennaio 2019. La convenzione invece con gli Stati Uniti, con l'università americana? La convenzione con gli Stati Uniti noi prevediamo di firmarla entro quest'anno solare. Quindi renderla operativa l'anno prossimo? E renderla operativa l'anno prossimo, sì. Grazie professore, Grazie a lei. Buon lavoro, una bella iniziativa questa. È l'unica mostra di guardare oltre, di progettare interventi nel mondo del lavoro che abbiano senso, nel senso che diano poi la capacità, la forza al giovane, al neolaureato di potersi misurare avendo più chance rispetto a quelle del passato. Grazie, arrivederci. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.